Non possiamo dimenticare 17 milioni di persone ammazzate, trucidate nei campi di concentramento, dei quali 6 milioni di ebrei, poi gli omosessuali, gli zingari, i rom, i disabili, perché questo accadeva. Le leggi razziali sono un'onta, siamo nel 1938, sono state un'onta, sono diciamo, una macchina nella storia della nostra comunità e dell'umanità, ed è esattamente tutto quello che è accaduto nei campi di concentramento, e siamo qui anche contro tutto quello che sono quelle dichiarazioni che spesso si vedono anche sulla rete. Penso ai giovani che vengono intercettati da pensieri antisemiti contro gli ebrei, e soprattutto siamo qui a difendere dei valori, sono i valori del rispetto, sono i valori della vita e sono i valori della civile convivenza, cosa che allora non c'era.